A questo punto c'è da sperare che veramente non si richiuda più, perché avendo colpito specificatamente, oltre ai ristoranti e bar, solo il settore moda e calzature, se ce lo fanno un'altra volta, evidentemente, a prescindere da tutto, non avremo le forze per rialzarci. Già adesso stiamo facendo fatica, molta. L'emozione di poter essere qui, di poter fare il proprio lavoro e di sperare che sia una primavera più rosea. È una ripartenza carica di aspettative quella dei commercianti trevigiani che arrivati a questo punto sperano davvero di non ritornare a chiudere, che l'arancione sia solo l'anticamera del giallo e poi di una ritrovata normalità, nonostante l'avvio sottotono certo non aiutato da un vento gelido. Oggi diciamo che è un po' lenta, ma magari anche a causa del tempo, del brutto tempo. Speriamo che nei prossimi giorni migliori, insomma. La ripresa è molto graduale e noi siamo positivi, insomma, il nostro approccio è positivo. È chiaro che insomma sarà una ripresa lenta e graduale, sicuramente. Aspettative condivise anche da chi per tipologia di attività ha sempre tenuto aperto, come questo storico negozio di articoli elettrici. Peggio di ieri, cioè nessuna differenza tra gli altri giorni scorsi e oggi. Poca gente. Pochissima. C'è anche brutto tempo. Speriamo che intanto la gente venga vaccinata e prenda un po' più di coraggio. A chiedere una riapertura anticipata rispetto alla tabella di marcia, magari già il 20 aprile, è Veneto Imprese Unite. Noi abbiamo incontrato anche il sindaco di Treviso un paio di giorni fa proprio a riguardo, perché anche lui si faccia portavoce con l'ANCI di questa richiesta al governo. Bisogna tornare alla normalità il prima possibile. Un'altra chiusura tra un paio di settimane, se qualcosa va storto, non è più sostenibile da nessuno.